Spacciavano l'eroina gialla, l'eroina killer, quella che nel veneziano dallo scorso settembre ha mietuto addirittura 16 vittime, quella che la notte tra il 7 e l'8 dicembre dello scorso anno ha portato alla morte un 34enne di Navolè di Gorgo al Monticano, Mauro Lunardelli. Secondo i carabinieri del nucleo radiomobile di Conegliano, a vendergli la dose fatale è stato un disoccupato di 45 anni di Monastier con cui si era incontrato la sera prima a Ponte di Piave. L'uomo è stato arrestato su ordinanza di custodia del GIP Angelo Mascolo insieme a un altro 45enne di Monastier operaio. L'accusa è di spaccio e morte come conseguenza di altro reato. Obbligo di firma invece per il terzo componente del sodalizio, un 36enne di Gorgo al Monticano. Militari in azione anche a Fontanelle, Breda di Piave, Motta di Livenza e Ceggia. Stamattina, oltre alle misure cautelari, abbiamo eseguito anche 4 perquisizioni domiciliari nei confronti di 3 italiani e di uno straniero. Non degli spacciatori improvvisati o dei consumatori indotti a smerciare la droga, ma soggetti dal buon tenore di vita. 4 insospettabili perquisiti. Telecamere di videosorveglianza e lettura delle targhe. I carabinieri stavano sotto da mesi alla banda e già a gennaio avevano arrestato una prima volta il pusher di Lunardelli a Roncade di ritorno da un viaggio a Bologna dove si era rifornito della pericolosa eroina. Tutte le droghe sono pericolose, l'eroina lo è in maniera particolare. In uno di questi casi abbiamo accertato con gli esami qualitativi che una partita di sostanza di eroina aveva oltre il 50% di principio attivo, quindi già questo la fa diventare molto probabilmente letale.